Allora, con Green Italia noi stiamo da qualche anno importando dalla Svezia un nuovo mezzo che si chiama Zoom e che è un mezzo che è completamente inclusivo, è adatto a qualsiasi persona ed è adatto a qualsiasi terreno. È un mezzo fuoristrada, 4 ruote motrici, lo si vede qui, ogni ruota è dotata di un motore da 1000 watt, quindi sono 4 kW di potenza che permettono di andare ovunque, sulla sabbia, sulla neve, su terreni accidentati, in salita, in discesa, ed è un mezzo ecologico in quanto elettrico, ha un'autonomia di 40 km ed è un mezzo che sempre di più viene utilizzato in ambienti fuoristradisti soprattutto, e da tutti, quindi a persone che sono portatori di handicap, perché è nato per quel tipo di target, ma è stata allargata un po' a tutti, perché l'esperienza che si ha con questo mezzo così potente è veramente incredibile. La cosa più importante ancora è che questo fatto dell'inclusività è resa proprio disponibile, realista e realistica per il fatto che viene utilizzato da tutti insieme. Quindi si possono organizzare comitive su territori dove si esce con lo stesso mezzo e tutti insieme. E questo vedo che ha un successo incredibile. Oggi siamo qui alla Locanda Colmello, è un posto chiaramente nel Collio, quindi collinare, un posto dove si presta moltissimo ad essere visitato con Zoom. Zoom ci permette di andare in mezzo alle vigne, in salita, in discesa e anche in posti dove non sempre uno si aspetta di poter arrivare con un mezzo elettrico. La nostra è un'azienda che negli ultimi anni ha investito molto, per opera della proprietaria, la signora Francesca Bortolotto, in un'ottica green, quindi per quanto riguarda un approccio più sostenibile alla viticoltura e alla produzione di vino. Di pari passo però la sostenibilità non può essere solamente quella, sostenibilità è anche rendere i nostri posti fruibili al numero maggiore o alle categorie più diverse, più disparate di fruitori e quindi di turisti. Per questo abbiamo anche deciso di appoggiare e di sposare la dimostrazione di oggi e questi bellissimi mezzi elettrici, quindi nel contempo anche green, che per una volta permettono di porre l'attenzione non solamente sul turismo o non solamente su persone che hanno delle problematiche motorie da un punto di vista di presidio medico o di migliorare la qualità della loro sopravvivenza, ma della loro vita, quindi un sussidio che permette di divertirsi, di riempire la vita come tutti facciamo, quindi prendersi dei momenti di svago e godere dei nostri bei territori andandoci dentro. Noi che abbiamo tanta attenzione sulla gestione, sulla cura delle nostre vigne, e noi agricoltori e viticoltori di questi territori siamo i primi custodi di questi territori, quindi siamo i primi a tenere tutto in ordine, pulito, i fossi, le capezzaglie, non solamente i vigneti in sé. Questo mezzo permette di entrarci dentro, come facciamo tante volte con le nostre visite organizzate, che sono visite dedicate alla natura, dedicate ai percorsi della guerra, dedicate al nostro approccio biologico o anche altre tecniche innovative che stiamo portando avanti agronomicamente, e permette adesso di renderlo fruibile a tutti. Quindi benvenga questa ricerca, benvengano questi mezzi, spero che possano diffondersi a livello di consortile e su tutto il territorio. Sono il direttore artistico dell'Accademia Lirica Santa Croce, un'accademia che opera anche nelle scuole. In questi progetti scolastici praticamente possono partecipare tutti i bambini, anche bambini con disabilità. Ecco, tra le altre cose abbiamo le collaborazioni internazionali, perciò è una catena che ci lega. In questa catena fa parte anche l'associazione Disequality, che ha il proprio motto "Tutti diversamente uguali". Ecco, perciò
ben felice di parlarvi di questa meravigliosa macchina che potrà essere un grandissimo aiuto per quanto riguarda anche il turismo inclusivo, un aiuto visto che Disuguality si occupa anche di mare, perciò porta i ragazzi in barca a vela, perciò un ottimo mezzo per raggiungere le spiagge, ma non soltanto le spiagge, un mezzo che potrà essere assolutamente importante anche per visitare questa nostra terra bellissima che è il Coglio, che è il Friuli.